capire i meccanismi della linea difesa di Sarri. Occhio a Burdisso che rischia e Mertens infila il pallone dell'1-0 per il Napoli, torna a segnare Dries Mertens, ma clamoroso errore di Nicolas Burdisso. Nella pressione, abbiamo detto all'inizio, no? Anche attraverso la testimonianza di Vanessa che era lì e ascoltava Sarri, soddisfatto della pressione degli attaccanti, un giro palla dove il centrale difensivo Burdisso dà le spalle al gioco e non si accorge che Dries Mertens arriva col tempo giusto ad accorciarlo. Adesso lo vediamo, vedi, si gira rispetto al gioco. Sì, però quando tu non vedi il gioco fai se stesso a trovare altre soluzioni. Bel lavoro di Ljajic che va dentro da Baselli in area di rigore, sinistro deviato e palla in porta. All'improvviso il Torino fa 1-1 prima del cambio di Belotti. Baselli con deviazione, pareggia il San Paolo. Ma perché ha giocato al calcio, ha fatto girare la palla, il Napoli non ha pressato bene, ma non è nemmeno stato bravo a difendere facendo densità, e quindi con un accompagnamento adeguato in avanti c'è stata una soluzione in più. La soluzione è stato l'inserimento di Baselli che è arrivato a concludere, poi c'è stata la deviazione, però l'idea di calcio è proporre non solo con un giocatore. Ingresso in campo del pallone, Allan lo offre a Callejon, arriva in sovrapposizione Isai, pallone al limite, Hamsik appena entrato, destro 100 gol in Serie A di Marek Hamsik, un grandissimo gol, quello del 2-1, tiene vivo il Napoli con il gol numero 100 in Serie A, di nuovo a -4. Marek Hamsik fa esplodere il San Paolo. Si è presentato in campo senza chiedere permesso. La prima conclusione è stata fatta dopo il palo colpito da Milik e ha tirato in curva. Poi dopo stavolta il pallone l'ha messo dentro di Milik. Prova a accendere la luce, palla dentro per De Silvestri che batte Reina, fa 2-2, il Toro pareggia a 8 dalla fine, il Napoli si è addormentato di nuovo. Si è fermato, il taglio non assorbito da Mario Rui sull'inserimento dell'esterno. Il Torino lavora con i due esterni molto aperti che poi in una situazione di palleggio e di dominio arrivano ad attaccare la porta, perché questo è il compito degli esterni quando giochi con una difesa 3. De Silvestri è uno che ha già fatto diversi gol, perché mi sa che questo è il quarto quest'anno. Assolutamente sì.